Rientriamo in studio con il consigliere comunale di Cinto Camaggiore Gianluca Falcomer. Abbiamo appena sentito le proposte di legge che verranno presentate in Consiglio regionale. Cinto andrà in Friuli, sì o no? È quello che la popolazione vuole, è quello che noi dal marzo 2006, continuiamo a seguire. Abbiamo interessato il Parlamento, abbiamo interessato i ministri, abbiamo interessato le regioni, abbiamo interessato le province. Ormai non ci sono più alibi, tutti i vari livelli della politica italiana sono stati sensibilizzati. Noi ora diciamo finalmente un passo decisivo può essere quello del Consiglio regionale Veneto. Vediamo mercoledì cosa sapranno regalarci e offrirci i nostri rappresentanti. E più in generale, per quello che riguarda il piano di dimezzamento delle province, che prevederebbe la perdita di Pordenone e Rovigo, come vede la ricaduta sul territorio del Portogallarese? Beh, per quanto riguarda le modifiche appunto dell'accorpamento delle province, ora non ci sono più alibi. La provincia di Pordenone conta 300.000 abitanti. Il portoghese diventa essenziale perché la provincia di Pordenone continui a preservare la propria autonomia nei confronti della provincia di Udine. Stiamo parlando di un'area vasta che potrà comprendere 420.000 abitanti e avrà le dimensioni di tutto rispetto che le potranno garantire appunto l'autonomia e l'indipendenza rispetto alle altre province del Friuli Venezia Giulia. Ricordo che anche Gorizia rischia ormai si parla di accorpamento, adesso non si sa bene a quale ente. Ricordo che anche il Tribunale di Pordenone, stando ai piani del ministro Cancellieri, assorbirà il distretto giudiziario del Portoguarese. Quindi è un fatto di efficienza il fatto che il Portoguarese sia integrato alla provincia di Pordenone e ormai per la provincia di Pordenone è essenziale che il portoguarese entri a far parte della stessa provincia. È dal 1948, 47-48, durante la Costituente, che si parla di creare la provincia di Pordenone e aggregarvi il mandamento di Portogruaro. Sono passati più di 50 anni e speriamo di essere arrivati finalmente al punto decisivo. Bene, ringraziamo Gianluca Falcomer e a proposito di